Oltre 500 gli studenti delle superiori oggi al Teatro Corso per seguire tre grandi atleti italiani di livello mondiale. L'iniziativa #Campioni di Vita ha l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e ragazze su come affrontare le sfide nello studio, nello sport e nella vita in generale. Il titolo è Campioni di Vita, campioni quindi nello sport, ma soprattutto nella vita quotidiana, quella di tutti i giorni. Sul palco Oney Tapia, medaglia di bronzo ai recentissimi giochi paralimpici di Tokyo nel getto del peso e nel lancio del disco per non vedenti. E la velocista Oksana Corso, argento mondiale sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra e detentrice del record mondiale sui 400 metri di velocità. Con loro anche Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di volley, e Adriano Panatta, tra i migliori tennisti italiani di sempre. Sono degli esempi per i ragazzi. Sicuramente, i ragazzi ne usciranno sicuramente migliorati dopo questa esperienza. L'incontro con questi campioni dello sport mondiale paralimpico rappresenta il modo migliore per comprendere come un limite nella diversità si possa trasformare con tenacia e volontà in potenzialità, permettendo grazie a una forte motivazione e alla valorizzazione dei talenti di arrivare a traguardi e vittorie speciali. Con la forza di volontà e con l'ottimismo si arriva ovunque, ha ribadito Oney Tapia. Perché nel loro percorso troveranno anche delle difficoltà e che ci sono anche dei modi in cui si possono affrontare queste difficoltà e quindi di non abbattersi davanti alla prima situazione. Credere in se stessi, avere un sogno, rende tutto più facile anche il raggiungimento di vittorie insperate, ha detto Oksana Corso ai ragazzi. Penso che in realtà, al di là delle medaglie, il più grande risultato è riuscire a fare dei piccoli passi per la propria vita e per la propria persona. Dopo la prima tappa il tour toccherà altri 4 capoluoghi italiani. L'attenzione che i ragazzi hanno messo qui all'interno di queste 2 ore e mezzo che abbiamo trascorso insieme è la cosa più bella, perché vuol dire che queste generazioni, se noi abbiamo la chiave emotiva, empatica, acquisiscono per la loro crescita sportiva, ma soprattutto umana come individui.